Una storia d'amore autentica che non nega le difficoltà della relazione mentre svela la bellezza della vita insieme. Ne hanno parlato Luca ed Ileana, 26 anni di matrimonio e 4 figli, responsabili dell'ufficio famiglia della diocesi di Torino, invitati a riflettere sull'Amoris Laetitia dalla pastorale giovanile regionale. Sì, perché è necessario dire ai giovani di affrontare l'amore con coraggio e agli adulti che li hanno a cuore di accompagnarli. Luca e Ileana sono chiari, ci siamo scelti, ma come per ogni vocazione, per passare dal sentimento ad un progetto di vita è importante il discernimento. Amore poi non è tutto rose e fiori. Una difficoltà, ad esempio, è il dover scontrarsi ogni giorno con la diversità dell'altro. Lo so che la sua diversità è una ricchezza, ma nella pratica poi faccio fatica e mi spazientisco per il fatto che Luca è un essere umano diverso da me. Quindi essere pazienti vuol dire imparare a lasciare che l'altro abbia diritto di esistere così com'è, senza volerlo cambiare. Altro spunto che la coppia ha analizzato della Moris Letizia è l'invito nella vita insieme a essere umili, non credere con arroganza di essere meglio dell'altro o preparargli sempre il cammino. Cioè la capacità di fare un passo indietro, di permettere all'altro di esprimersi, la capacità di accettare anche il limite, di non essere quello più in gamba, di non essere quello che doveva essere il maschio che portava avanti tutto e che comandava il tutto. Per me è stato un lavoro lungo, però questo stimolo che l'amore Letizia mi ha dato mi ha colpito e mi ha aiutato molto. Infine l'invito ad essere vigili, il rischio di problemi, di una rottura, del tradimento, c'è per tutti. Occorre essere consapevoli, non buttarsi in scelte affrettate, sapendo che la fede non risolve le difficoltà, ma aiuta a non sentirsi soli. Se ci sentiamo fragili, stiamo attenti. Se invece facciamo gli spavaldi, rischiamo davvero di cadere poi nella tentazione, nel non dirci quello che ci sta succedendo.